Centro Biodiversità Vegetale di Veneto Agricoltura si occupa di moltiplicare le piante autoctone. Lo fa a beneficio dell'intera regione e l'obiettivo è la conservazione della biodiversità vegetale, che è rappresentata dalla varietà genetica e dalla varietà specifica della flora veneta. Noi moltiplichiamo circa 300 specie e le rendiamo disponibili all'utenza entro progetti come il progetto LIFE Palù QDP. Il progetto LIFE Palù QDP ha come obiettivo principale il recupero degli habitat dei palù. L'habitat più caratteristico, più peculiare di quel luogo sono i prati d'asfalto. I palù del quartiere del Piave si trovano nell'Alto Trevigiano, al piede delle Prealpi, nei comuni di Moriago, Sernaglia della Battaglia, Vidor e altri comuni, e sono un ambiente che ha un'origine piuttosto antica, deriva da bonifiche benedettine, che hanno portato alla nascita di un ambiente che è formato da una giusta posizione di siepi campestri, alti frangivento formati da querce e altre specie legnose, e questi prati che sono il cuore e il patrimonio più particolare e, se vogliamo, straordinario di quel luogo. Il progetto ha come obiettivo evitare l'abbandono di quei prati, perché soltanto con il loro utilizzo sostenibile può essere garantita la conservazione di quella grande e importante fetta di biodiversità che in essi è rappresentata. All'interno di questo progetto noi, Centro di Montecchio Precalcino di Veneto Agricoltura, siamo i fornitori delle piantine. In pratica noi in questi progetti LIFE facciamo sempre la parte del partner che mette a disposizione le piante che servono per gli interventi di ripristino e di recupero degli habitat. Noi forniamo a questo progetto un numero elevato di piante sia erbacee che forestali, quindi alberi e arbusti, ma anche gli iris, ad esempio sibirica, che tanto connotano in primavera l'aspetto dei prati, e li poniamo a disposizione sia dei partner di progetto per le azioni previste che dei cittadini che vogliano farne richiesta. Nell'ambito delle azioni concrete del progetto LIFE Palù, l'azione C5 prevede infatti il coinvolgimento di cittadini privati che possono migliorare lo stato delle siepi campestri di loro proprietà, ma anche dei prati, piantando, mettendo a dimora, laddove ci siano gli spazi disponibili, delle piante. Ecco, nell'ambito di questo progetto Veneto Agricoltura pone a disposizione, quindi a titolo gratuito, senza oneri per i cittadini che ne fanno richiesta, le piante che servono. Ci sarà modo quindi di verificarne la disponibilità per ciascuna delle specie idonee, consultando il sito e contattando i partner di progetto. Il progetto Palù avrà conseguito il suo obiettivo se avrà posto le basi per una conservazione di lungo periodo di questi habitat. Quindi, oltre ad avere noi stessi come partner di progetto effettuato in maniera buona le azioni dimostrative sui terreni che abbiamo interessato dagli interventi, avremo dato anche uno stimolo alle istituzioni a tenere in considerazione quello che serve per mantenere vivi questi habitat per gli anni a venire, quindi un tema di conservazione di lungo periodo, che è anche quello che vuole l'ente pagatore di questi progetti LIFE, cioè la Commissione europea non si preoccupa soltanto di quello che facciamo adesso, ma si preoccupa del fatto che questo loro investimento abbia continuità. Quindi è necessario assolutamente che questo avvenga, e questo è l'unico obiettivo importante e valido che misurerà il successo di questo progetto.